Diceva un poeta, filosofo importante della letteratura italiana, finché la barca va, lasciala andare. E no, perché se la barca non ha il motore non si muove e questa poi non ha le vele, come fa a muoversi? Questa è una riflessione che non mi ha fatto dormire stanotte, perché poi dopo noi siamo martellati da concetti poetici che sono troppo elevati per noi, finché la barca va, lasciala andare. E io non sono d'accordo, non sono d'accordo. Non sono talmente d'accordo che stamattina, avendo fatto una bella camminata sulla tolda, che sinceramente non so neanche cosa sia, ma deve essere una parte della nave, anche se io ho il brevetto, pensate, per navigare in acque internazionali. Forse un giorno lo userò per andare via, con qualche amico, da solo mai. No fair, no play. È molto divertente che molto spesso sento citare Nifr Nopl, cioè è no fair, no play, che tradotto significa come puoi giocare se non hai fair play, in sintesi. Allora spesso sento dire sui campi di calcio delle cose anche molto offensive, magari se un nostro giocatore fa un fallo. Signori, io oggi ve lo dico per l'ennesima volta. Cosa significa no fair no play? Significa in pochissime parole, uno, poi due, tre, quattro, cinque, senza che ripeto i numeri, comunque uno, che lo sport è un fatto sociale. Due, che i bambini che fanno sport devono essere educati alla vita. Cosa significa essere educati alla vita? Significa avere rispetto, educazione, ma anche il giusto spirito agonistico che in una competizione è necessaria. Non significa quindi che noi andiamo in campo per farci picchiare, non ha senso. È il discorso che noi facciamo sui bambini, questi bambini che cominciano a tirare i primi calci anche a 5-6 anni e che vivranno il calcio, se lo vivranno, come breve momento, quindi dovranno imparare l'aspetto tattico, l'aspetto tecnico, ma specialmente l'aspetto etico. Riuscire a costruire dei giovani che, se avranno la fortuna di arrivare in Serie A e oltre, non saranno esempi negativi per milioni di spettatori che guardano le immagini televisive. È un discorso molto sintetico, ma stiamo parlando dell'aspetto sociale del calcio, stiamo parlando della necessità di costruire l'anima del dilettante, che non significa che non ha capacità professionistiche, ma che ha il senso della lealtà sportiva, della sensibilità sportiva, della capacità di amalgamarsi all'interno di un gruppo, di acquisire quei valori necessari che poi saranno utili nel corso dell'intera esistenza. Quindi no fair no play non significa che chiniamo il capo, e questo capo noi non lo chineremo ovviamente neanche domani nella fatidica Rieti. Da quando io esisto nel calcio ho incontrato i Rieti ben 3 volte, 4 volte, 4 volte, tre, no, 4 volte, 4 sconfitte, no, 4 sconfitte, in più c'è una partita di Coppa Italia invece che ha vinto il Monterosi. Però in questo momento il campionato è quello importante per tanti motivi, loro perché aspirano giustamente al trapasso della Lega C e noi invece a confermare la nostra presenza nella D. Io mi auguro che sia una bella giornata, ma il meteo lo prevede, che sia una bellissima partita e che il risultato sia equanime, che significa, tradotto come sempre in soldoni, che sia il frutto di ciò che le squadre esprimono sul campo e non di quella colomba che passa proprio nel momento in cui un nostro attaccante sta per segnare e gli sposta il piedino. Metafora, metafora, come
come sempre. Io salgo su questa meravigliosa barca fatta di gincana, no, come si dice, quelle cose piccoline, legno, piccoli legni, che forse è la cosa migliore. E parto per Rieti, perché andando in barca a Rieti ci vuole più tempo. Voi direte non c'è il mare, ma ci sono però i fiumi, i rigagnoli, i torrenti, e se la barca ha un buon motore e le vele ce le metterò fra qualche minuto, non avremo problemi ad arrivare a Rieti. Come sempre un augurio a tutte le brave persone, alleluia, brava gente, viva i tifosi del Monterosi, che purtroppo sono pochini, ma meglio pochini che niente, viva le mamme, le figlie, le nonne, viva la scuola calcio e viva tutto quello che noi stiamo facendo qui a Monterosi, in fraternità, amicizia e specialmente in serenità. Ai posteri l'ardua sentenza di scoprire che cosa avrà significato tutto questo. Vai di prora!